Procediamo con l'ultimo dei nostri, video incontri, delle nostre video lezioni sul specificando le attività che dovranno essere svolte dalle categorie under 14. La prima esercitazione, di cui voglio parlarvi è l'esercitazione del gesto aptico. Una volta a settimana, quindi questo esercizio deve essere svolto almeno appunto una volta a settimana, bisognerà disporre i ragazzi in piedi sulla linea di fallo laterale, mentre l'istruttore si pone dietro di loro a distanza. Spiegato il protocollo, sempre dall'istruttore e dal mister, i ragazzi si girano in maniera opposta a lui per non vedere quello che fanno gli altri. Questo serve per stimolare l'autenticità del gesto che verrà scelto. Ogni atleta, pertanto, chiamato, si dirigerà a passo lento e deciso verso il proprio mister e sceglierà tre possibilità di contatto o non contatto, una tra queste tre possibilità. Il pugnetto saluto Covid, la stretta di mano o l'abbraccio. Il mister a sua volta risponderà alla scelta effettuata dal ragazzo e, mi raccomando importantissimo, un dirigente della società dovrà notare sul registro ogni icona che verrà scelta dai ragazzi. Si farà poi il check sui risultati, sul ricevere il pugnetto, ricevere la stretta di mano, ricevere l'abbraccio. Cosa vuol dire se il tecnico riceve un gesto in particolare? Ricevere il pugnetto come saluto Covid indica non contatto, il pugnetto è così, quindi il contatto è 0, il limite, è proprio limitato. Pertanto, se viene scelta questa modalità di interazione, è altamente consigliato al mister, negli allenamenti successivi, di dare l'opportunità a questo ragazzo o a questi ragazzi, se sono stati più di uno a sceglierlo, di chiedere loro qualcosa inerente alla sua vita extrasportiva, quindi al di fuori del campo da calcio, visto che molto spesso arrivano al campo, come abbiamo già detto precedentemente, di corsa, direttamente dalla scuola. Non hanno il tempo di parlare, non hanno il tempo di viversi lo spogliatoio e quindi cercheremo di portare quel momento in campo stesso. Questa comunicazione, che viene definita comunicazione di tipo circolare, deve essere fatta da questo momento in poi ad ogni allenamento per stimolare la curiosità di tutto il gruppo. La durata ovviamente poi dipende dal numero dei bambini che ne avranno bisogno, che vengono individuati dal tecnico in base al gesto, quindi più bambini hanno fatto questo gesto e più si svolgerà all'interno insomma si dedicherà più tempo durante l'allenamento gli allenamenti successivi. Ricevere la stretta di mano indica un contatto rigido, quindi c'è più contatto perché c'è la stretta di mano, ma un contatto di tipo formale, no, un contatto da adulto, diciamo, quindi è codificata poi rispetto al nostro sistema, è maggiormente orientato all'adultità. Quindi stringere la mano permette di avvicinarsi all'interlocutore, ridurre le distanze, sentire addirittura il suo odore, se vogliamo definirla così. È uno degli stimoli più antichi usati anche proprio dai mammiferi nel riconoscimento dell'altro e nel valutarlo quindi di conseguenza come pericoloso e quindi una possibile minaccia o al contrario invece in maniera sicura. Quindi, con una semplice stretta di mano, inviamo inconsapevolmente al cervello dei segnali molto utili a valutare la persona che abbiamo di fronte e quindi anche la stessa relazione. Solo nel caso in cui anche nei report successivi lo stesso ragazzo scelga sempre il medesimo gesto, appare consigliato riprodurre nel corso degli allenamenti un contatto simile come significato ma diverso nella sua forma. Per esempio la pacca sulla spalla è sempre un contatto rigido, però ci avvicina all'altra persona, no, abbiamo la possibilità di creare in quel momento un contatto, una sorta anche di sviluppare una sorta di empatia, capire se l'altra persona ci piace o meno. Quindi è lo stessa tipologia di gesto e la riproponiamo noi, cioè noi, lo ripropone il mister, quindi vediamo in quel caso come la prende il ragazzo, come reagisce a questo. Ricevere invece l'abbraccio, che è il terzo gesto che si poteva scegliere, indica un contatto emotivamente affettivo. Pertanto il mister sa che la sintonizzazione affettiva con quel ragazzo o quei ragazzi è stata creata e pertanto potrà sfruttarla per incoraggiare il ragazzo quando sbaglia qualcosa, con maggior naturalezza, perché c'è un contatto
più forte tra le 2 persone, un'empatia maggiore. Potrà anche usare la compliance che si instaura in questo modo per far addentrare maggiormente nel gruppo i compagni che ancora non sono sintonizzati con il mister. Quindi diciamo che ci auspichiamo soprattutto questa tipologia di gesto che venga scelta, però non è detto che succeda, quindi è importante ovviamente che vengano annotate e che nel corso dell'anno, anche se troviamo all'inizio, gesti come il pugnetto o gesti come la stretta di mano, nel tempo questi si modificano per raggiungere l'abbraccio e allora a quel punto avremo capito di aver fatto un ottimo lavoro. L'altro tipo di esercitazione che abbiamo è quella della comunicazione circolare. Una volta a settimana, anche questo esercizio, si svolgerà il cosiddetto circle time in campo, della durata circa di 10 minuti, quindi durante l'allenamento bisognerà dedicare 10 minuti a questa attività. Ovviamente, non nello stesso giorno delle altre, mi raccomando, cioè 1 volta a settimana per questi esercizi, il che significa che una volta se ne fa uno, una volta se ne fa un altro. Si possono anche prendere dei giorni mirati, no, anche, per abituarci che quel giorno si fa quel tipo di esercizio e quell'altro giorno l'altro esercizio. Il Circle Time, credo che lo conoscete tutti, è una metodologia educativa e didattica che proviene dalla scuola, quindi si utilizza tantissimo nella scuola e consiste nel disporre tutti i componenti in cerchio, incluso anche il mister o i mister, se sono più di uno, che vengono posizionati, all'interno di questo cerchio e si discute di un argomento prescelto. La disposizione a cerchio perché viene fatta? Perché consente a ciascuno di avere la stessa attenzione, no, l'attenzione di tutti, perché siamo tutti in cerchio, quindi ci vediamo tutti allo stesso modo e allo stesso tempo si abbatte anche quella barriera considerata psicologica che separa in modo netto il ruolo dell'adulto di riferimento dai ragazzi, no, quindi siamo tutti uguali, tutti nello stessa posizione. Non so se vi è mai capitato anche a scuola, quando ci si disponevano quando si i ge i mi s i gli insegnanti ci facevano disporre in cerchio con tutti i banchi vicini e loro stessi scendevano dalla cattedra e si mettevano come noi. Vi ricordate, no, quello che si sviluppava, quello che sentivamo? Una relazione diversa. Improvvisamente l'insegnante diventava un nostro amico, improvvisamente, non ce ne rendevamo neanche conto. Ecco, lo stesso pensate avviene in campo ed è giusto che avvenga in quel momento, perché dovete scendere allo stesso loro livello, perché bisogna attivare in quel momento una comunicazione circolare per tutte uguale. Si prenderà spunto da un fatto recente di cronaca, sarebbe ottimo se si trova nel contesto dello sport, addirittura nel contesto calcistico, per analizzare insieme vissuti e punti di vista. Il mister per primo parlerà e dirà per primo la sua, in modo tale che possa fare, no, da, traghettatore. Un dirigente della società dovrà annotare su un registro, anche in questo caso, cosa i ragazzi scelgono di dire sull'argomento. Questa persona, il dirigente, dovrà essere fuori dal cerchio, quindi a parte, magari sulla panchina, e dovrà però, mi raccomando, ascoltare e scrivere tutto. Sarà interessante verificare quanti atleti sono influenzati dai giudizi del mister e quanti invece esprimono pensieri personali. Quindi ovviamente il mister sarà il primo a parlare e poi si vedrà i ragazzi come rispondono. Se ci sono ragazzi che prendono parola e magari vanno anche contro l'idea del mister, perché no? È interessante. L'esercizio poi si chiuderà con una restituzione da parte del mister che mette in comune tutti i punti di vista che sono emersi. Il check sui risultati quale sarà? Quello di valutare le verbalizzazioni dei ragazzi similari a quelle del mister e le verbalizzazioni invece non similari a quelle del mister. Nel caso in cui avremo delle verbalizzazioni dei ragazzi similari a quelle del mister, bisognerà rinforzare davanti ai compagni stessi e davanti al mister anche il pensiero espresso dal mister, omettendo il proprio giudizio, che può essere indice di insicurezza e incapacità di esprimere la propria personalità. Ok? In questa fascia di età è una caratteristica sensibile ed anche abbastanza comune, essendo i giovani ancora acerbi dal punto di vista psichico. Quindi cercare di, rinforzarlo omettendo il proprio punto di vista è, diciamo, anche abbastanza, comune in questa età. È più difficile trovare un ragazzo che invece vada contro, no, davanti a tutti, ai compagni, al mister, rispetto a quello proprio che ha detto al mister. Invece rinforzarlo, come abbiamo appena detto,
può essere sì un indice di insicurezza e incapacità di esprimere la propria personalità, ma è anche più attinente a un ragazzo di quest'età. Però quello che dobbiamo fare è aiutarlo invece a uscir fuori. Quindi, ovviamente resta importante il compito del mister che deve aiutare a uscir fuori, però omettendo comunque il giudizio, mi raccomando, è sempre e solo attraverso comunicazione. La verbalizzazione dei ragazzi invece è non similare a quelle del mister, quindi scegliere di dire davanti ai compagni e ai mister un pensiero proprio del tutto personale, potendo in alcuni casi anche contrastare ciò che è stato espressamente precedentemente detto, denota al contrario un carattere più deciso, più disinibito. È in questo caso anche molto utile ascoltare il ragazzo per valutare l'eventualità di una presa di posizione a prescindere nei confronti dell'adulto, quindi no, io andrò sempre contro il mio mister e quindi sempre dirò una cosa diversa anche se non ci credo, anche se non la penso. Un contrasto quindi non logico che può nascondere delle problematiche di relazione. E poi abbiamo, un altro esercizio che è quello che definiamo proprio conosciamo viene chiamato conosciamo le dinamiche di gruppo. Questa esercitazione però, essendo un po' più corposa, va svolta 1 volta al mese. Si disporranno i ragazzi in cerchio, in piedi, il mister fuori e monitorerà l'andamento dell'esercizio. Ogni atleta deve scegliere un compagno a piacere, andare da lui e scegliere in questo caso se abbracciarlo, stringergli la mano oppure, come sappiamo dall'altro esercizio, darsi un pugnetto in segno di saluto come quelli che si facevano ai tempi del Covid. Si parte uno per volta seguendo il senso orario del cerchio, questo semplicemente per una modalità più comoda. Ogni compagno potrà scegliere anche un compagno che è già stato scelto precedentemente da altri, non deve essere obbligato a scegliere un compagno, anzi proprio non ci deve essere questa regola. Ognuno può essere libero di scegliere chi vuole, può essere anche lo stesso compagno scelto da tutti, non fa niente. A fine del giro si portano all'interno del cerchio coloro, in genere sono 2, anche 3, bambini che non sono ragazzi, che non sono stati scelti da nessuno, né per l'abbraccio, né per la stretta di mano, né per il pugnetto, proprio in virtù del fatto che, come ho detto prima, ogni ragazzo può scegliere chi vuole. Una volta individuati questi ragazzi, che vengono definiti gli esclusi, inizierà la seconda parte dell'esercizio. I ragazzi che sono stati scelti da almeno un compagno rimangono dunque in cerchio e tendono la loro mano in maniera immobile, quindi così, si vede nel video, così, in segno di contatto e di apertura, no, verso l'altro che sta arrivando verso di noi e verso appunto coloro che non sono stati scelti. Gli esclusi, uno alla volta, andranno dal resto del gruppo e avranno 2 possibilità di scelta di contatto: o la stretta di mano, quindi arrivano e danno la mano, oppure, appunto, come vi stavo dicendo, in questo modo, oppure che è un segnale di apertura cordiale, oppure abbassare il braccio e la mano di chi scelgono e invece abbracciarli, quindi un segnale di apertura più empatica. Una volta finito il giro si passa all'eventuale altro escluso e così via. Si finisce il giro con tutti gli esclusi. Finito l'esercizio, si fa un applauso generale di gruppo. Questo per stimolare, per sostenere anche, no, gli esclusi e per non far pesare, no, quello che è l'esercizio. Anche in questo caso, importantissimo, un dirigente della società dovrà annotare sul registro ogni gesto scelto dai ragazzi. Mi raccomando, per il primo giro o la stretta di mano o l'abbraccio o il pugnetto, conseguentemente a questo identificherà gli esclusi e per il secondo giro annoterà i compagni abbracciati dagli esclusi, quindi in questo caso solo abbracciati, non quelli della stretta di mano, solo quelli al quale viene abbassata la mano e si sceglie da abbracciare. Il check quale sarà sui risultati? Sulla scelta del gesto della stretta di mano, sulla scelta dell'abbraccio e sulla scelta del pugnetto del saluto Covid. Se viene scelto il gesto della stretta di mano, anche in questo caso, come nel primo esercizio, quello del gesto aptico, il gesto indica un contatto rigido formale, dunque maggiormente orientato all'adultità.
Stringere la mano permette di avvicinarsi all'interlocutore, quindi ridurre le distanze e sentire, come diciamo prima, anche il suo odore, quindi si crea una sorta di empatia, uno degli stimoli più antichi usati, come abbiamo già detto, dai mammiferi di riconoscimento dell'altro e nel valutarlo o pericoloso, quindi minaccia, oppure sicuro. Quindi con una semplice stretta di mano invieremo inconsapevolmente al cervello dei segnali utili a indicare chi abbiamo di fronte, ok? Questo è lo stesso che abbiamo detto per il primo esercizio. Quindi solo nel caso in cui anche nel report del gesto aptico lo stesso ragazzo, attenzione, abbia scelto il medesimo gesto con il tecnico, appare molto altamente, se non obbligatorio, quindi consigliato assolutamente riprodurre nel corso degli allenamenti un contatto simile come significato ma diverso nella sua forma e torniamo alla pacca sulla spalla, che è un grande esempio. Nel caso in cui il ragazzo scelga di stringere la mano al compagno ma nell'esercizio del gesto aptico saluta il mister col pugnetto, avremo di fronte un ragazzo non sintonizzato con il gruppo e con tutto il contesto calcistico. E quindi questo è un segnale evidente di un urgente lavoro da svolgere con questo ragazzo, indirizzato ad un maggiore inserimento dello stesso nel gruppo squadra. Nel caso invece, al contrario, il ragazzo scelga di stringere la mano al compagno, ma nell'esercizio del gesto aptico abbraccia il mister, avremo un ragazzo con una personalità contrastante, di conseguenza una persona che riconosce e soprattutto comunque conosce la differenza di significato tra i due gesti e probabilmente non riesce a creare quell'empatia con i compagni che invece ha creato con il mister. Nel secondo caso della scelta dell'abbraccio avremo un contatto emotivamente affettivo. Anche qui, come nel caso dell'esercitazione del gesto aptico, abbracciare un compagno significa che la sintonizzazione affettiva è avvenuta e pertanto il mister potrà sfruttarla a suo vantaggio per incoraggiare questo ragazzo quando sbaglia. Per esempio, creando delle esercitazioni a coppie in cui i ragazzi siano insieme al compagno che hanno scelto di abbracciare. Nel caso invece che il ragazzo scelga di abbracciare un compagno, ma nell'esercizio del gesto aptico scelga di stringere la mano al mister o comunque lo saluta col pugnetto, quindi sempre gesti per tenere a debita distanza, avremo di fronte un atleta che riconosce, soprattutto conosce la differenza di significato tra i tre gesti e probabilmente in questo caso non riesce a creare l'empatia con il mister che invece ha con i compagni. Quindi il ragazzo, scegliendo di abbracciare almeno un compagno, dimostra di essere predisposto al gesto e quindi nel tempo, lavorandoci, si potrà giungere ad un cambiamento, al cambiamento che noi stiamo cercando. La scelta del pugnetto, quindi del saluto ai tempi del Covid, indica una modalità di relazione molto rigida, formale. Sceglierla come modalità comunicativa è indice di una difficoltà nel creare relazioni empatiche e quindi i legami che questa persona crea sono costruiti in maniera statica. Questo avviene soprattutto se il ragazzo ha scelto, anche nell'esercizio del gesto aptico, di relazionarsi con il mister attraverso questo gesto, quindi una modalità relazionale che nel qui ed ora è inamovibile, statica, ferma, non cambia. Se invece con il mister ha utilizzato l'abbraccio, allora bisognerà lavorare sul tipo di legame che è stato creato col gruppo dei pari. Il ragazzo, anche in questo caso come nell'altra scelta, riconosce ed è predisposto ad un gesto più intimo che è quello dell'abbraccio, perché è un gesto che conosce e che sente suo con il tecnico, però ha difficoltà di farlo, di abbracciare quindi i suoi compagni, di farlo col gruppo dei pari. Lavorare su questo sarà la fonte di possibilità di cambiamento e apertura di questo ragazzo verso gli altri e di conseguenza verso il mondo esterno in tutti i contesti sociali di questo ragazzo. Quindi è importante perché queste esercitazioni poi si sfruttano e si rivedono anche all'esterno, negli altri contesti di vita. Quindi in generale, lavorare scusate, in generale i compagni che vengono abbracciati sono coloro i quali l'educatore o comunque il tecnico può far lavorare in coppia e sono gli stessi che gli esclusi si aspettavano nel primo giro senza dimostrare rancore o rifiuto per non essere stati scelti. Come ho detto precedentemente, ogni compagno può scegliere anche lo stesso compagno già scelto, non è importante questo. Anzi, questo potrebbe indicare che questo atleta scelto più volte sia riconosciuto come leader all'interno del gruppo, quindi rispetto agli altri abbia una carica, no, venga rivestito di carica da tutti i ragazzi.
Quelli invece ai quali si dà una stretta di mano o il pugnetto sono coloro che sono generalmente percepiti emotivamente rilevanti. Sarà importante quindi organizzare delle esercitazioni a coppie o anche a piccoli gruppi, dando autonomia ai ragazzi in modo da imparare a conoscersi meglio, prendendo l'iniziativa e creando quindi affiatamento. Nel caso in cui nessuno degli esclusi tenda ad abbracciare almeno un compagno, potrebbe essere questo indice di poca coesione all'interno di tutto il gruppo. Il mister a quel punto potrà e dovrà far lavorare in coppia il ragazzo escluso con quello più rappresentativo della squadra, quindi il leader, quello che è stato più scelto, diciamo. Il lavoro con gli esclusi è molto importante perché i ragazzi che sono stati esclusi durante l'esercitazione, quelli quindi per cui non è stato riconosciuto alcun contatto di tipo aptico da parte degli altri compagni, verranno incoraggiati durante degli allenamenti dai tecnici. I mister in questione sceglieranno ad ogni allenamento uno o due atleti, tra questi esclusi, ai quali gli altri componenti del gruppo, disposti sempre in maniera circolare, quindi per mantenere sempre questa relazione uguale per tutti e tutti avere la stessa attenzione, chiederanno qualcosa a questi ragazzi attinente alla loro vita extra sportiva, quindi non in quel contesto, non con chi ti piace di più giocare, cosa ti piace di più fare durante la durante l'allenamento, chi è il tuo compagno preferito, no. Tutto al di fuori del contesto sportivo, quindi contesto di scuola, contesto di famiglia, ancor meglio se è un contesto di hobby. Questo esercizio è molto importante perché potrà riproporre una modalità conoscitiva che purtroppo non c'è più. Come vi dicevo anche nella precedente video, a causa del Covid sicuramente, a causa delle limitazioni che ci ha portato il Covid, ma anche e soprattutto a causa dei social. Non riprendiamo il discorso di prima, però è abbastanza intuitivo. Fatti, tornando anche al tempo del Covid, gli allenamenti in quel periodo erano molto basici, molto freddi, molto formali, lo spogliatoio non poteva essere utilizzato e di conseguenza fare la doccia insieme era proibito e successivamente poi è diventato sconsigliato. Quindi il fatto che un qualcosa è rimasto nella nostra mente come comunque sconsigliato, non è visto bene, viene un po' scartato, quindi non pensiamo più che quel luogo in realtà è un luogo importantissimo ed è il momento forse l'unico per creare inclusione nel gruppo. Tant'è che secondo me dovrebbe tornare un po' obbligatorio fare l'uso dello spogliatoio. Da quando è stata reintrodotta la possibilità dell'utilizzo degli spogliatoi, abbiamo assistito ad un crescente abbandono della pratica della doccia a fine allenamento e non solo. Una gran parte degli atleti non frequenta proprio lo spogliatoio se non solo per lasciare la borsa, ma vi dirò di più, a volte i ragazzi portano la borsa in campo, cosa che non si può neanche fare. Questo ha causato un grande deterioramento delle relazioni sociali, che sono invece fondamentali a quest'età e parte integrante, come vi dicevo prima, del progetto sportivo. Il genitore deve sapere che non porta il ragazzo a fare sport, porta il ragazzo a crescere, a divertirsi, a conoscere gli altri, a conoscere se stessi, a mettersi in confronto con altri, cosa che non possono fare a casa, cosa che possono fare a scuola. Ma la scuola è un contesto obbligatorio, a scuola siamo obbligati ad andare. Nel contesto di calcio troviamo persone con le quali ci incontriamo per caso e quindi è ancora diverso. Ehm, quindi che dirvi, con questo, esercizio che sembra banale, è divertente sì, ma al tempo stesso è molto delicato, ci rendiamo conto che è un esercizio fondamentale e, sarà importante, appunto fondamentale da parte del mister, scegliere quei ragazzi meno inclusi a livello relazionale e ricreare quindi quelle dinamiche sociali andate perse in questi ultimi anni. Io capisco che è un lavoro sembra banale perché stiamo parlando di esercizi, di giochi, sembra banale. In realtà quello che appunto vi ho appena detto, questi esercizi servono per andare a ricreare ciò che abbiamo perso in questi anni, quindi è fondamentale il lavoro del tecnico. Per questo siete stati scelti voi, perché sicuramente avrete non voglio dire marcia, ma un qualcosa in più rispetto ad altri che non sono stati scelti. Quindi è importantissimo riuscire a portare avanti il risultato, che è quello proprio di ripristinare la relazione tra ragazzi. Ripeto, è una cosa che sembra banale, ma non lo è e ci vuole tempo, quindi il risultato non si avrà subito. Si cominceranno a vedere i risultati, vi ripeto, come vi ho appena spiegato, è importante che se abbiamo dei ragazzi che hanno
svolgono l'esercizio in maniera formale, nel tempo devono lasciarsi andare e arrivare all'abbraccio, quindi cambiare la loro modalità di empatia, il loro essere all'interno del gruppo. Questo si avrà piano piano. Non è detto neanche che non è colpa di nessuno, probabilmente bisognerebbe fare un lavoro superiore, un lavoro successivo, un lavoro l'anno dopo. Quindi i ragazzi non sono uguali, sono ragazzi e ragazzi. È per quello appunto che oltre a questa esercitazione c'è, la voglia e il tempo e il modo di, comunque continuare a rimanere in contatto e a mandarsi feedback, perché è importante comunque questo. Ehm, quindi vi ripeto, non è sono esercizi, per fortuna semplici, però che al tempo stesso ovviamente ci abbiamo messo tanto per studiarli, quindi al tempo stesso riportano dei risultati, delle evidenze, importantissime, attraverso un semplice gioco, anche divertente in realtà. Quindi mi raccomando, è importante, ecco, anche la presenza della figura che annoti tutto, questo è essenziale, perché altrimenti il lavoro sì, ha il suo significato, ma non possiamo poi rivederlo, quindi sicuramente qualcosa va perso e non potremo ricordare, no, nei tempi successivi poi chi ha fatto chi e chi ha fatto cosa, quindi è importante registrare il tutto. Ehm, bene, siamo arrivati al termine di questa ultima nostra lezione. Spero che, questo lavoro lo potrate trovare interessante e anche insomma importante nel vostro contesto. Noi siamo qui per qualsiasi cosa, avremo modo di scambiarci feedback e sicuramente di continuare a sentirci. Quindi vi ringrazio intanto come sempre per il tempo che avete dedicato all'ascolto insomma di queste video lezioni e niente, vi auguro un grande lavoro, un in bocca al lupo e a presto con tutti quanti. Grazie ancora.